Termina con un pirotecnico 3-3 il recupero del girone B Under 15 Elite tra la Spes Artigli e l'Ostia Mare, valido per la nona giornata. Ospiti avanti 0-2 con i gol di Aureli e Livero, pari dei padroni di casa all'inizio di ripresa con Carlo Più e Valenti, poi 3-2 di Giacchetta e 3-3 finale di Milanesi. Pronti via e subito Ostia Mare in vantaggio, passano 3 giri di lancette, sfera in verticale per Aureli che di prima intenzione non sbaglia, 0-1 e bianco-viola avanti. All'11° ancora formazione di Patanella pericolosa dallo stesso lato, cioè dalla destra, va alla conclusione del Maschio dopo un buono scambio, sfera alta sopra la traversa. Al 14° da punizione arriva lo 0-2, cross in area di rigore, Livero raccoglie e devia in rete, poi il direttore di gara in posizione regolare, 0-2 per l'Ostia Mare. Da corner al 20° ancora ospiti pericolosi, palla alta sopra la traversa, Santinelli manda alto, Spes Artiglio che si sveglia invece da mezz'ora con il tiro da fuori da parte di Ciampi, palla larga sul fondo, la formazione di Scaccia si sveglia veramente ad inizio di prese e cambia atteggiamento da corner al nono, colpo di testa alto sulla traversa, un giro di lancette dopo, ecco l'1-2, palla in verticale per Carlo Pio che di infilata supera l'estremo difensore ospiti e accorcia le distanze. Un minuto più tardi si torna in perfetta parità, lancio lungo e spera a centrocampo, palla in verticale per Valenti che tutto solo a tu per tu non sbaglia la conclusione, superando l'estremo difensore ospite e mettendo a segno il 2-2. Al 18° Ostia Mare che torna in proiezione offensiva dal lato sinistro del campo troiano, viene atterrato in area da Petrucci, calcio di rigore che lo stesso numero 9 bianco-viola va a battere con Fabrizi che intuisce e para sia la conclusione degli 11 metri che la successiva ribattuta, poi l'azione si spegne. Ancora ospiti pericolosi al 35° da corner, palla all'interno dell'area di rigore, Livero cade a terra con il direttore di gara che lascia proseguire. Poco dopo la punizione dei padroni di casa Carlo Pio chiama per Rotta che risponde e manda in corner. Dallo stesso Spes che passa sul 3-2 sul proseguire dell'azione, lancio lungo di Mini sul pallone, va Giacchetta per il direttore di gara in posizione regolare ed è gol 3-2 per la Spes Artiglio. Sembra finita ma al 37° da un cross dalla destra è Milanesi, il classe 2009 a trovare la deviazione vincente, 3-3 e si ritorna tutto in perfetta parità. 4 i minuti di recupero, poi il match termina qui. Che faccio, spengo?